La Confederazione dei Territori Veneti, CTV, è un'aggregazione spontanea di gruppi, associazioni, comitati e singole persone che hanno a cuore il futuro del popolo veneto, la sua identità e dei valori derivati dalla millenaria storia comune. Affinché le persone qui nate, che vivono ed abitano sul territorio, che si sentono venete nel pensare e nel modo di vivere, vedano soddisfatte le aspettative di un mondo migliore, più consono ai principi e ai valori ereditati dai nostri padri. Perché tali eredità morali e culturali non vengano disperse, cancellate, rimosse o relegate nell'oblio. Si deve prendere coscienza ed agire perché ciò non succeda. Come farlo e a che scopo? Lo Stato italiano sta imponendo una visione globalista del mondo, perciò negando l'identità come valore naturale, non rispettandola e anzi tentando in ogni modo di cancellarla con la sua visione di Stato centralista, tramite il potere dei ministeri e le sue delegazioni amministrative locali, ma soprattutto tramite il potere politico dei partiti. Questi ultimi, i partiti, hanno lo scopo di perseguire il potere politico ed economico al fine di perpetuarlo e rafforzarlo con i propri amici e compagni che verranno premiati con benefici a cascata sul territorio statale, con incarichi ministeriali, regionali, provinciali, comunali e di enti locali ed aziende partecipate, ma con nessuna o scarsa attenzione ai veri bisogni dei cittadini, in ogni ambito della vita quotidiana. Ecco che la vera equità di giustizia sociale, economica, culturale e soprattutto giuridica, mirata esclusivamente al benessere sociale di poter vivere una vita dignitosa in una comunità coesa e fraterna, non può pervenire da chi ha come scopo principale la perpetuazione del potere personale e del proprio gruppo di partito. Dunque, come fare il cambiamento? Capovolgendo i parametri sociali fin qui inculcati, prendendo ognuno di noi parte attiva, personale e responsabile nella vita sociale della comunità a cui apparteniamo. Come? Partecipando alle costituenti territoriali di ogni comunità, apportando il proprio pensiero e valore morale nelle decisioni per il bene comune. Il bene ed il male, il giusto e lo sbagliato, non sono prerogativa di un pensiero partitico, ma bensì figli del discernimento e dei valori ricevuti dalle nostre famiglie e dai nostri avi. Dobbiamo fare una comunità basata sul buon senso, sul confronto con gli altri cittadini e democraticamente prospettare soluzioni che siano volute e decisi dai cittadini. Si chiama democrazia partecipata. Questa democrazia diretta e partecipata, che parte dalla comunità, parte dal basso, parte dal popolo, per il popolo, che prende consapevolezza del proprio potere derivato dalla propria volontà. Vox populi, vox dei. Anche il diritto internazionale riconosce come massima autorità di potere la volontà popolare, che diventa volontà giuridica legittima. Tale forza, una comunità, in un popolo unito e coeso, è la chiave per il vero cambiamento. Riprendere il diritto inalienabile della propria mente nelle proprie mani, gestire il territorio con il potere delle assemblee comunali, territoriali e nazionali, confluendo in una confederazione che unisce tutte le comunità a vario livello. Ognuna di questi livelli di comunità legiferano e garantiscono il proprio territorio una piena libertà decisionale ed economica. Non più politici di professione a tutelare i loro interessi e il loro stipendio e quello del partito di appartenenza, ma un vero servizio sociale per la comunità, come per gli ambiti civili di protezione e difesa. Il popolo in prima persona ne diventa il protagonista e anche il destinatario. I rappresentanti saranno scelti non per l'appartenenza, ma per le idee, i progetti concreti, i fatti ed i programmi che verranno avallati dalle comunità.
Finito il mandato, rientreranno a svolgere il proprio lavoro, avendo espletato il loro compito. Quindi, ciò che proponiamo è un ritorno al senso di comunità e queste dovranno gestirsi autonomamente. Venite quindi ad approfondire questa nuova visione del futuro, per il bene nostro e dei nostri figli, per dare a tutti noi una vera speranza, che parta dalla nostra volontà con responsabilità. Non dobbiamo aspettare oltre, o sarà troppo tardi. Ci stanno portando su strade oscure e decise da altri. Per loro noi siamo semplici produttori di reddito, o se volete, criceti sulla ruota. Diventiamo protagonisti attivi della nostra vita e delle nostre scelte, per una società, una comunità, uno Stato migliore, fatto da tutti noi, la Confederazione dei Territori Veneti. Vai su confederazioneterritoriveneti.org. Grazie e alla prossima.